Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, ad exsultamus, gementes et plentes, in ac lacrimae advocata nostra, ilus tuo, misericordiae, ad nos converte, et Iesus benedictum fructum ventris tui, o soc exilium ostende. O plene, o Pina, o dulcis Virgo Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre da Dio, Santa Madre, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di misericordia, Madre della divina grazia, Madre della spiritualità, Madre castissima, Vergine, Madre immacolata, degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine sede della sapienza, causa della nostra Tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora tutta consacrata a Dio, rossa mistica, torre di Davide, torre d'avorio, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, refugio dei peccatori, conforto dei immigranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato,
Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della famiglia, Regina dell'ordine serafico, Regina della pace, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio, ci hai acquistato con la sua vita, morte e resurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi, che venerando questi misteri del Santo Rosario e della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. A te, o Beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, dopo quello della tua Santissima Sposa. Te, per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse l'Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l'amore paterno che portaste al fanciullo Gesù, riguardate, ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò con il suo sangue, e con il tuo potere ed aiuto soccorri i nostri bisogni, proteggi, o provvido custode della Divina Famiglia. Eletta prole di Gesù Cristo, allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste di errore, di vizi che amore il mondo. Assistici propicio del cielo, in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie di ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio, affinché con il tuo Spirito, mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Secondo le intenzioni del Santo Padre, per l'acquisto delle sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'angelo del Signore porta l'annunzio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore.
vespri della terza domenica di Avvento. Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, Vieni presso il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Creatore degli assi, Verbo eterno del Padre, la Chiesa te consacra il suo canto di lode. terra si prostrano dinanzi a te, Signore. Creature adorano il tuo nome. Per redimere il mondo travolto dal peccato, nascesti la Vergine, salì in croce. Nell'avvento glorioso, alla fine dei tempi, ci salvi dal nemico, la tua misericordia. A te gloria, Signore, Maria Vergine, al Padre dallo Spirito, nei secoli sia lode. Amen. Canta di gioia Gerusalemme, vieni a te il Salvatore. Alleluia. Lodate servi del Signore, lodate il nome del Signore, sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Sorgere del sole al suo, sia lodato il nome del su tutti i popoli eccesso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è pari al Signore nostro, che siede nell'alto e si inchina a guardare nei cieli e sulla terra. Solleva l'indigente dalla polvere, l'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo, abitare la serie della sua quale gioiosa di figli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come ora e sempre, nei secoli dei
Amen. Canta di gioia Gerusalemme, vieni a te il Salvatore. Alleluia. Signore, mia vicina, la mia giustizia, la mia salvezza non Ho creduto anche quando dicevo sono infelice. ho detto con sgomento, ogni Che cosa al Signore per quanto mi ha dato? della salvezza, e invocherò il nome Adempirò i miei al Signore davanti a tutto il suo popolo. del Signore e la morte dei suoi fedeli. Io sono il tuo servo, Signore. Io sono tuo servo, figlio della tua ancella. Hai spezzato le mie catene. A te ho sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Negli atti della Signore, in mezzo a te Gerusalemme. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io il Signore mi avvicino, la mia giustizia non è più lontana, la mia salvezza non tarderà. Manda, Signore, l'agnello, dominatore del mondo, venga dal deserto al monte di Sion. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Ma sporiò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi fino alla morte e alla morte di croce. per questo Dio l'ha esaltato. Egli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sotto la E ogni lingua proclami che Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. gloria al Padre e al Figlio
era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manda, Signore, l'agnello, dominatore del mondo, venga dal deserto di Sion. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta Signore nostro Gesù Cristo. Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E doni la tua salvezza. Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore, la tua misericordia. Prima di me non era Dio, nessuno dopo di me. Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, mi esalterà ogni lingua. Anima mia magnifica il Signore, il Spirito esulta in Dio mio Salvatore. Guardato l'umiltà della sua serva. Ora in cui tutte gli odi mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Santo è il suo nome, di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni affamati, ha rimandato i richiamati vuote, ha sorto Israele servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, a Abramo e alla sua discendenza per sempre. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
Prima di me nessuno era Dio, nessuno dopo di me. Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, mi esalterà ogni lingua. A Cristo, fonte di vera gioia, per tutti coloro che lo attendono, innalziamo la nostra preghiera. Vieni, Signore, non tardare. Verbo eterno che sei prima di tutti i tempi, Vieni, Signore, nostro tempo. creatore dell'universo e di tutti gli esseri che vi abitano. Vieni a riscattare nelle tue mani. Dio con noi che hai voluto assumere la nostra natura mortale. Vieni a liberarci dal dominio della morte. Salvatore che sei venuto che gli uomini abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Vieni a comunicarci la tua vita divina. Signore glorioso che chiami tutti gli uomini nella pace del tuo regno. Far rendere il tuo volto ai nostri fratelli defunti. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sacramentum venere urgentus et amicus documentum Guarda, o Padre, il tuo popolo che attende con fede e fa che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Ed non creada eum in anima minimiorum Dio sia benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento nell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto il Dio e i suoi angeli, i suoi santi. Ate Dominum omnesciente, laudatio omnes populi, unia confirmata esso per nos misericordia eius, et vestas Domini manet in aeternum, gloria Patri et Filii, et Spiritui Sancto, sicut erat nel principio et nunc et semper, et saecula saeculorum. Amen. Corpus natum de Maria Virgine, vere passo, immolatum, in luce Domine,
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo con questa vespertina già la terza domenica di Avvento e vogliamo anche ricordare la ricorrenza odierna alla Madonna di Loreto. E questa Santa Messa è celebrata in suffragio dei defunti Gianni e Adriana. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Esame di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Guarda, o Padre, il tuo popolo che vede il Natale del Signore e fa che giunga a celebrare rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza per il nostro Signore Cristo, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Si allegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la terra, come fiore di narciso fiorisca, sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di
passarono. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno i sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno Via Santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità ne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio. Grazie a Dio. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza. Il Signore il Signore protegge i forestieri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, di generazione in generazione. Dalla lettera di Apostolo. Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore, egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra, finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Parola di Dio. Lo Spirito del Signore è sopra di me.
In quel tempo Giovanni era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: sei tu colei che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi alzano la vista, gli zoppi camminano, i leprosi sono purificati, i sordi sono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo, e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: dinanzi a te io mando il mio messaggero davanti a te e preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è stato alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Come ho ricordato all'inizio, oggi ricordiamo in modo particolare la Madonna di Loreto, è il giorno della sua festa, e tra le invocazioni che rivolgiamo alla Madonna nelle litanie lauretane c'è anche questa bellissima invocazione: causa della nostra letizia, prega per noi. La Madonna è veramente la causa della nostra letizia, perché ci ha donato Gesù, che è tutta la nostra gioia. E così ci colleghiamo alla terza domenica di Avvento, che è detta anche la domenica della gioia, perché la domenica della gioia ormai il Natale si avvicina e quindi ci dobbiamo preparare ad accogliere Gesù nel nostro cuore, al nostro cuore nella gioia. Ecco che siamo invitati a riflettere su questo grande dono che è la gioia, è un frutto dello Spirito Santo, e siamo invitati anche a meditare invece su quella che è la più grande tentazione, ed è la tristezza. La tristezza non è niente una colpa, ma è una tentazione per mezzo della quale il demonio cerca, ostacolare il nostro cammino incontro al Signore. E quindi noi dobbiamo resistere tenacemente a questa tentazione. Penso che tutti quanti noi a volte siamo visitati dalla tristezza e possiamo combattere questa tentazione unicamente pregando. Ecco, non certo ragionando, pensando chissà che cosa, ma unicamente pregando. San Francesco d'Assisi c'è maestro su questo punto. Quando lui avvertiva già da lontano la tentazione della tristezza, si metteva subito a pregare e pregava fin tanto che non gli fosse ritornata la gioia. E questa gioia è veramente un dono della Vergine Santa, di colei che è veramente la causa della nostra letizia. E non c'è migliore rimedio che invocare lei di tristezza, magari iniziando a recitare i misteri del Santo Rosario.
e pregare, ecco, finché non ci ritorna questa pace, questa serenità, questa gioia interiore. Ecco, siamo ormai vicini al Natale ed è bello ricordare un episodio molto bello che si deve alla vita di Santa Caterina Bologna, questa santa clarissa mistica del XV secolo, la sera vigilia del Natale, ecco, lei fu ispirata a pregare l'Ave Maria per 1000 volte, 1000 Ave Maria, pensando che quella fosse la migliore preparazione al Santo Natale. E così si mise a pregare con tanta gioia, con tanto amore, con tanta fede, questa bellissima preghiera che è la preghiera dell'angelo Gabriele, quella preghiera, quel saluto angelico che risuonò nella vetta di Nazareth, custodita proprio a Loreto. Ecco allora che Santa Caterina si mise a pregare per delle ore intere, invocando incessantemente la Madonna con l'Ave Maria. Arrivata alla fine, ecco, di queste 1000 Ave Maria, ecco, parve la Madonna che le diede tra le mani Gesù bambino. Ecco, quello fu il momento più bello, più gioioso della sua vita, quando la Santa strinse tra le sue braccia quel piccolo bambino che le diede un bacio sulla guancia, e l'impronta di quel bacio è ancora visibile nel corpo incorrotto della Santa. Ecco, la Madonna aveva donato alla Santa Caterina Gesù bambino, aveva donato alla Santa una grandissima, immensa gioia. E così farà anche noi. Quando siamo visitati dalla tristezza, invochiamo lei, la Vergine Santa, la causa della nostra letizia. E non molliamo, per così dire, non interrompiamo la nostra preghiera fin tanto che lei non ci donerà questa grande gioia, Gesù nel nostro cuore. Che questo proprio un proposito pratico per la nostra vita cristiana, per combattere tutte le tentazioni. San Francesco d'Assisi insegnava che la tristezza è, come dire, la porta per tutte le altre tentazioni. Il demonio si serve proprio della tristezza per instillare in noi, ecco, la sfiducia, lo sconforto, lo scoraggiamento, e così magari che l'anima vuole trovare conforto nelle acque inquinate del peccato e del vizio. Dunque preghiamo la Madonna e avremo sempre l'acqua limpida della gioia genuina, quella che soltanto il Signore ci può donare. Siano lodati Gesù e Maria. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio da Dio vero, creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, opera dello Spirito Santo, incarnato nel seno della Vergine Maria,
fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, i miracoli operati da Gesù sono segni della potenza divina che ci permette di gioire per la vicinanza del Regno. Preghiamo con fiducia: vieni, Signore, nostra gioia. Per il Papa, perché annunci agli uomini e alle donne del terzo millennio la speranza di un mondo migliore, trasfigurato nella giustizia e nella pace. Preghiamo. Vieni, Signore, nostra gioia. Per tutti gli ammalati, il Signore Gesù doni loro la guarigione del corpo e dello spirito e li sostenga nel tempo della prova. Preghiamo. Vieni, Signore, nostra gioia. Per i giovani, perché in ogni momento della loro vita sappiano testimoniare la gioia del Vangelo, la bellezza di una vita trasfigurata dalla Pasqua di Cristo. Preghiamo. Vieni, Signore, nostra gioia. Per gli sposi cristiani, perché seguano le vie di santità coniugale vissute da tante coppie che si sono santificate nella condizione ordinaria della vita. Preghiamo. Vieni, Signore, nostra gioia. Per noi che celebriamo l'Eucaristia, perché la grazia dello Spirito Santo ci aiuti a perseverare nella fede e a attendere con gioia la venuta del Signore. Vieni, Signore, nostra gioia. O Padre, buono e misericordioso, donaci la grazia di ascoltare ancora la voce dei Tuoi profeti, di portare pazienza nelle tribolazioni e di vivere in pace di noi e con gli altri popoli, per Cristo nostro Signore.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia a Dio, Padre Onnipotente. Sempre si rinnovi, o Signore, l'offerta di questo sacrificio che attua il santo mistero istituito e con la sua divina potenza rende l'opera della salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto rendere grazie a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti glorifichiamo, Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli, e sono scaturite per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia dolce ci è ridonata in Maria, in lei madre di tutti gli uomini, la materna dal peccato, sia la vita nuova, dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia, in Cristo nostro Salvatore. E noi, nell'attesa della sua venuta, agli angeli e cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi, continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, ha mandato di celebrare. Egli, nella notte in cui veniva tradito, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo aver
il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vita immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi una perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e Santi Apostoli, gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara, Sant'Antonio, San Massimiliano, San Pio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi, a i tuoi fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per il quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità del Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato
anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia, sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore è sempre con voi. Scambiate il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dir soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Imploriamo, Signore, la tua misericordia, la forza divina di questo sacramento che purifichi dal peccato e ci prepari alle feste ormai vicine, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio unigenito e di attenderne l'avvento glorioso, santifichi con la luce della sua visita. Nel cammino di questa vita Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Dio che voi che vi rallegrate per la venuta nella carne del nostro Redentore, possiate godere la gioia della vita eterna quando Egli verrà nella sua gloria. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, sia su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio contro le malvagità, le insidie del demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa sprofondare nell'inferno con la forza di Dio, Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen. San Michele Arcangelo, prega per noi. Una terra e un dolce volto con due segni di violenza, sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affinare la tua vita e il tuo amore in mano a lei. Madonna vera, tremolge e per tuo Figlio. Lascia, Madonna vera, io viva vicino a lei. Era serena, lei ti